Ma il caso Postal Market è diciamo, un sogno che si è realizzato, perché a parte che è conosciuto dal 60% degli italiani, però l'abbiamo voluto rilanciare proprio perché è un brand famoso, è un brand che rappresenta l'italianità e tutti gli italiani, quindi ha fatto la storia della vendita per corrispondenza e quindi con un gruppo di imprenditori abbiamo detto vabbè rilanciamolo e l'abbiamo portato però sul digitale. Quindi è un 2.0 dove abbiamo realizzato un marketplace di soli brand italiani, quindi diventa proprio la vetrina di quelli che sono poi i prodotti di eccellenza italiana, perché noi vendiamo dal fashion, accessori, calzature, food and beverage, tempo libero, pet e anche experience. La cosa diversa dagli altri diciamo, marketplace è proprio il fatto che ci sono solo aziende italiane. È una piattaforma democratica poi, perché noi possiamo fare in modo che anche chi non ha una struttura di e-commerce può vendere online su Postal Market, perché prendiamo il prodotto, lo mettiamo in vetrina, lo pubblichiamo o presso la nostra logistica o anche ritirando dal loro magazzino. Quindi diventa facile anche chi non è abituato a vendere online con la possibilità di vendere online. Dato che il marketplace a livello web è come vendere qualcosa in un mare, con Postal Market la cosa è accelerata e quindi è fisiologico che poi porti a conoscere quel prodotto là e poi che sia anche venduto e apprezzato dal consumatore finale. Sì, noi vabbè, siamo un'azienda veneta e siamo partiti proprio dal Veneto e abbiamo tanti nostri partner, perché noi li chiamiamo partner come fornitori che sono aziende di eccellenza veneta, dal vino al food ma anche dall'abbigliamento. E questo per noi ci fa un enorme orgoglio e piacere e abbiamo scelto anche questa location come tipoteca per rappresentare quello che è Postal Market in Italia e anche nel mondo. Beh, noi conosciamo l'imprenditore, l'impresa e quindi è sempre un elemento più solitario, ci piace anche celebrare il successo del singolo imprenditore e riconoscere le qualità del singolo. Poi c'è una complessità che ovviamente riguarda per esempio le aziende più grandi che hanno attività più managerializzate, quindi non c'è solo l'imprenditore ma ci sono organizzazioni più complesse, però mettere insieme più imprenditori e quindi creare un'impresa con più imprenditori è una cosa un po' diversa, è un modello di business che forse ha da un punto di vista positivo il fatto che si portano diverse esperienze e quindi sinergie tra le esperienze e dall'altra la complessità ovviamente di governare più teste e più teste pensanti, persone che hanno esperienze diverse e anche modi di operare a volte diversi. Collaborativo perché mettere insieme più imprenditori, costruendo un'impresa che è l'insieme di questi imprenditori che poi investono e gestiscono un'impresa, ha questo senso obbligato di riuscire a starci insieme, quindi a collaborare. Questo quando funziona ovviamente è un moltiplicatore non solo delle capacità che possono esprimere queste persone ma anche delle opportunità dell'impresa che poi è il contenitore che mostra il vero risultato dell'abilità di queste persone che lo fanno di mestiere, l'imprenditore. Beh, allora il Veneto è un po' conosciuto come quella dell'impresa più solitaria e quindi riuscire a introdurre un modello così complesso come raccontavo, forse anche complicato nella sua funzione, in realtà sembra quasi impossibile, però noi ci stiamo riuscendo e non solo, stiamo anche cercando di far capire che questa cosa ha un beneficio che è l'incontro di tante possibilità, tante opportunità, come raccontavo sì, l'esperienza, la sinergia delle esperienze, ma ovviamente anche il fatto di sapere come si gestisce un'impresa. Si può fare anche in Veneto perché in realtà è solo forse un modo di dire che a noi piace lavorare da soli. Si può lavorare anche insieme, noi devo dire la verità che queste cose sappiamo farle anche da veneti.